Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Amiche e amici di 131, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Aperi Torres, la nostra rubrica dedicata alla Rosso Blu, alla Torres di Alfonso Greco. Oggi aperitivo diverso, magari un po' dal solito, sarò da solo, ma ve l'abbiamo raccontato un pochino com'è il nostro percorso di questa settimana. Stiamo andando a trovare tanti sardi on the road in giro per l'Italia, e quindi oggi aperitivo rapido in salsa rosso blu, ma ci tenevamo a farlo perché la Torre si è attesa da una trasferta importantissima domani alle 14:30 in quel di Forlì, un'altra gara salvezza da non sbagliare per gli uomini di Alfonso Greco in trasferta, che quasi viene da dire meglio forse rispetto a giocare al Vannisanne in questo momento storico per la squadra rossoblù. Una sfida contro il Forlì che al momento ha 30 punti, a più 5 della Torres. È tranquillo ma non troppo, perché sta attraversando un periodo non semplicissimo. Per la Torres vincere magari vorrebbe dire non solo scavalcare il Bra a 25 punti come la Torres in questo momento, ma avanti per scontri diretti rispetto ai sassaresi, ma vorrebbe dire magari riavvicinare proprio il Forlì e rimetterlo nella lotta per evitare la retrocessione in Serie D. Una Torres che arriva dallo 0-0 contro la Vispesaro, che comunque nonostante alcuni spunti magari non super positivi ha ridato delle certezze, ha confermato un momento buono per gli uomini di Alfonso Greco, per una Torres che sta provando a limare piano piano tutti i dettagli negativi che si è trascinata dall'inizio di questa stagione, anche se ci sono ancora diversi aspetti, e ne parleremo proprio sfruttando le parole del mister Romano dei rossoblù, che ha parlato stamattina nella pancia del Vannisanna. Ma questa sembra la classica partita di fine febbraio che può cambiare un po' il concetto della stagione rossoblù. Uno, perché per la prima volta davvero in stagione la Torres ha l'opportunità, esclusi ovviamente i primissimi turni, di mettere la testa fuori dalla zona rossa. Sarebbe davvero una prima volta quasi storica negli ultimi mesi, perché i rossoblù principalmente sono stati penultimi sia nella gestione pazienza, e poi piano piano con la gestione Alfonso Greco hanno provato a risalire la china. Ma è una Torres diversa, una Torres che sta giocando, che si trascina alcuni errori. Quella di Forlì può essere davvero la gara che ti dà delle certezze in più, delle conferme, delle consapevolezze per vivere un marzo che poi è rapidissimo, perché si giocherà subito anche col turno infrasettimanale al Vannisanne. La Torres ospiterà il Guidonia. Si giocherà tante partite perché, ricordiamolo, la Serie C in generale, non solo il girone B ma tutti e tre i gironi, concludono la stagione regolare già ad aprile, quindi chiudere bene febbraio vuol dire darsi lo slancio per provare a sognare quella che, per come si è messa un po' la stagione, sarebbe un'impresa, ovvero riuscire a non passare dei play-out per mantenere il professionismo. Ma siccome sono tanti temi, molti dei quali li ha anche affrontati
Alfonso Greco in vista della sfida di domani contro il Forlì. Ce lo andiamo ad ascoltare, il tecnico della Torres, e poi li commentiamo insieme. Niente, ci aspettiamo l'ennesima partita difficile, fondamentale per noi. E affrontiamo una squadra che gioca al calcio, propositiva, quindi incontreremo sicuramente delle difficoltà. E l'abbiamo preparata come stiamo facendo sempre ultimamente, per essere pronti, insomma, e cercare di fare quel risultato che sarebbe importantissimo. Arrivo subito al dunque, non avrete Sala, Zambataro ci sarà oppure no? Zambataro è rientrato con noi un paio di giorni fa, quindi è disponibile, poi vediamo se schierarlo in campo dall'inizio o partita in corsa. Il Forlì ha un cattivo score in casa, nel senso che negli ultimi 10 partite ne ha perse già 2 in casa. Aspettate che possa essere un vostro elemento a favore? No, forse sarà per loro un motivo per essere ancora più aggressivi e più determinati a cercare la vittoria. Quindi, ripeto, è una squadra che fa calcio, che gioca, e incontreremo sicuramente delle difficoltà. Volevo chiedere a questo proposito, la Torres, come l'anno scorso, ha un miglior rendimento in trasferta. Avete analizzato questo motivo anche rispetto all'ultima partita in casa? Non è solo quest'anno, sono 3 anni, insomma, che facciamo meglio in trasferta, quindi un motivo ci sarà. Però noi dobbiamo pensare solo a fare risultato, come ho detto altre volte, dappertutto e contro chiunque. Quindi, a prescindere dalle situazioni casa e fuori casa, a noi servono punti e dobbiamo cercarli di tirare fuori dappertutto. Io faccio un'ultima domanda. Nelle ultime 10 partite ci sono state 4 espulsioni. Ritiene che sia un caso oppure no? No, come ho già detto altre volte, sicuramente in alcune situazioni dobbiamo essere un po' più attenti, però poi sono quegli episodi che accadono ogni partita, ma in alcune circostanze sicuramente, perché diciamo che dare vantaggio agli avversari non è una cosa positiva, ecco. Mister, situazioni infortunati, come sta la squadra? Situazioni infortunati, abbiamo un paio che sono, diciamo, stiamo valutando se gestirli o addirittura lasciarli a casa. Nomi non te ne faccio, chiaramente. Però siamo competitivi, abbiamo le alternative giuste, quindi andremo in campo per fare la prestazione. So 3 anni che famo meglio in trasferta, e si può racchiudere un po' così questi 3 minuti di Alfonso Greco stamattina al Vanni Sanna, e forse chiude proprio la polemica, sarebbe anche il caso di chiuderla, delle ultime settimane sul Vanni Sanna, che è diventata quasi sterile nell'attualità. Rossoblu, c'è stato, è giusto anche farlo un passaggio, una promessa prima di questa trasferta fatta da Giuseppe Mascia, sindaco della Torres. Ha detto: rifaremo in estate il campo, stiamo cercando i finanziamenti, manca $500,000. È chiaro che le polemiche non si fermeranno qui, soprattutto a livello politico, perché è un tema che poi diventa propaganda, come sempre succede diciamo, sugli impianti sportivi, in generale su queste tematiche delicate a livello politico. Detto questo, con questa frase, come in romanaccio, chiusa la polemica da parte di Alfonso Greco, perché sono dati oggettivi, ha ragione il mister. I temi veri sono 2, secondo me, di questa conferenza stampa. Uno è quello legato alle assenze, perché manca Sala, che fino a qui è stato l'uomo della Torres della stagione 2025-2026, per carattere, per diciamo, spirito messo in campo. L'unica certezza, forse una delle pochissime, se non l'unica, durante la gestione pazienza, è uno dei trascinatori anche della gestione Alfonso Greco in rossoblu. Un'assenza che pesa, probabilmente su quella fascia mancina giocherà Liviero, toccherà probabilmente a Beppe Mastinu dare quel qualcosa in più per non far sentire troppo l'assenza di Sala. 2 giocatori diversissimi, chiaramente, uno molto più tecnico, l'altro più di carattere, di garra, però Sala, con la sua voglia, la sua fame, la sua frenesia, è quello che ha sempre acceso
negli ultime settimane la luce dei rossoblù, provando quasi più di ignoranza che di qualità ad attivare l'attacco rossoblù. Servirà invece la qualità di Beppe Mastino, un po' in calo nelle ultime settimane, anche normale in una stagione tribolata per l'ex Pisa, però la gara di domani sul campo del Forlì è quella da non sbagliare sicuramente per il 10 e capitano della Torres. Vedremo poi come ridisegnerà un po' anche il centrocampo greco, che ha trovato il Mastino Brentan magari una coppia anche affidabile. Sulla destra ci sarà Zecca, ma c'è anche il recupero di Zambataro, che è vero che ha fatto un paio di allenamenti completi con la squadra, però dopo delle settimane d'assenza è sicuramente un recupero fondamentale per una Torres che a lungo ha avuto una problematica di dutilità e di qualità sugli esterni. L'altro grande tema invece è quello dei cartellini, perché la Torres, l'ha detto Greco, no? Queste 4 espulsioni nel periodo recente, negli ultimi 2 mesi, ma più in generale 8 nel campionato, sono tante per una squadra che comunque negli anni passati aveva una gestione sì dei gialli magari rivedibile, ma non dei rossi così in maniera così impattante, e se ci pensiamo la Torres ha tenuto nelle ultime 10 partite quasi il periodo di Greco, qualche partita in meno rispetto a quando è stato richiamato con la Torres, una media da 8º posto, e lo ha fatto nonostante 4 rossi, nonostante alcune partite dove abbia fatto di tutto per non portare a casa il punteggio, non sfruttando al meglio gli episodi o quasi facendosi, non dico autogol, però con degli errori marchiani dalla matita rossa che hanno portato poi a delle reti avversarie. Nonostante questo la Torres ha un rendimento da 8º posto. Il Forlì, avversaria di domani di giornata, nello stesso periodo, quindi negli ultimi 10, ha un rendimento da 15° posto, quasi in linea con la classifica che si è disegnata dopo questi 27 turni del girone B. Quindi una gara molto molto importante, considerando anche che un Forlì che, come dicevamo, non è nell'ultimo periodo così in palla, ha vinto una sola volta, ha battuto 2-0 il Pontedera, quindi è una squadra che in qualche modo sta provando anche, no, a trovare la scossa per non vivere una primavera difficile dal punto di vista della bagarre per restare in categoria, e sicuramente l'atteggiamento che metterà la Torres di Alfonso Greco sarà fondamentale per riuscire a portare a casa poi più di un punto, magari 3 punti, continuare a vincere in trasferta, dopo come ha fatto anche con la Sammarinese, sarebbe molto 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 importante. Non a caso, secondo me, Greco nella breve conferenza stampa, però comunque sia non ha lasciato la considerazione sul tema degli episodi, no? Nel saper gestire al meglio le occasioni che offrirà la partita come chiave di lettura per provare a vincere a Forlì, per una squadra che comunque avrà ancora dei dubbi, anche se Greco sta usando un po' di pretattica, secondo me, nelle ultime settimane. Si è visto anche prima la Vispesaro, Sorrentino, no, sì, poi Sorrentino contro la Vispesaro, c'è stato anche oggi, no? Non sappiamo se portare o meno con noi, con la Torres che è partita, diciamo, in queste ore, alla volta di Forlì, non sappiamo chi c'è, chi non c'è, se lo portiamo o meno, è un po' quel tenere tutti sulla corda lato avversario, detto che poi secondo me in Serie C ormai tutti conoscono tutti e quindi è anche difficile provare a sorprendere. Forlì che inizia un trittico di una settimana pienissima per la Torres, perché dopo la trasferta di domani, 28 febbraio, 14:30, fischio d'inizio, ci sarà il turno infrasettimanale il 4 di marzo contro il Guidonia al Vanisan, e poi trasferta domenica 8 contro il Carpi a Carpi. Gare sulla carta, gare giuste per provare a darti lo slancio verso una primavera più sicura. Dall'altra parte gare anche che non puoi sbagliare, perché mentalmente sono quelle partite in cui ogni dettaglio farà la differenza. Uno, perché sono squadre che più o meno hanno dimostrato di avere la qualità media della Torres in questa stagione, con un picco in più ovviamente per il Guidonia, e dall'altro lato invece delle squadre che hanno ancora qualcosa da chiedere. Lo so, Forlì, per dire, vincendo domani andrebbe più vicino magari alla quota per l'ultimo posto playoff, che al momento recita 33. Detto questo, chiudiamo. Non c'è Andrea Olmeo, che avrei voluto ovviamente prendere in giro in assoluto, come sempre nel nostro aperitivo rosso-blu dedicato alla Torres, ma anche chiedergli il pronostico. Mi lancio io, di solito non lo prendo mai, ne ho preso uno quest'anno in stagione, al Vanisanna contro il Campobasso. Speriamo di prenderlo domani. 1-2, vittoria della Torres, perché questa è importante, ragazzi. Questa, se vinci domani a Forlì, dai uno slancio, secondo me, anche di mentalità all'ambiente, ma soprattutto allo spogliatoio, che è uno spogliatoio che in stagione è stato fragile, che secondo me, se batte domani il Forlì, ci crede davvero di non dover passare dai play-out. Per tutto quello che riguarda il mondo Torres, restate con noi, perché ovviamente domani seguiremo la gara
con il live testuale, le pagelle, l'ampio post partita con le parole dei protagonisti sul nostro sito, ma vi ricordo, se ci state seguendo, che a brevissimo saremo live da Parma con il direttore Francesca Resu per raccontarvi Parma-Cagliari, altra gara importante in ottica sempre salvezza dei rossoblù di Fabio Pisacani. Insomma, tutto quello che riguarda lo Sport Saldo. Restate con noi, buona serata e sigla. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.